Luciano. Manchi, Big Luciano, ciao! Abbiamo voluto iniziare con un omaggio un po' particolare a questo grande artista, dove ha messo la voce per questo ritornello. Dico abbiamo perché questa sera non sono solo, ma vi ricordo che siamo in diretta 348 80 40 254, il numero per i vostri messaggi, le vostre fotografie, i vostri selfie, le vostre richieste, i vostri saluti. Perché no, se volete fare gli auguri di buon compleanno a qualcuno, mandateci la fotografia e facciamo anche noi in diretta. Vi presento, signore e signori, Alessia Chelucci. Buonasera Alessia, buonasera. Ciao. Allora, siamo pronti per una gran puntata, un grande lunedì. Dimmi. No, vabbè, avrei notato che è quasi un mesetto che non vengo. È quasi un mesetto, sì, però adesso siamo qua, facciamo una bella puntata insieme, no? No, io ho deciso che, volevo dirtelo così almeno lo sanno, ho provato un anno, lo sai, tutto quello che abbiamo passato, eccetera, non ce la faccio andare avanti con te, di conseguenza neanche con loro. Chiedo scusa soprattutto Alessia, a loro. Scusami, siamo in diretta. Fra un'ora finisce la puntata. Fai con me la puntata e poi ne parliamo, perché queste piazzate in diretta sai che non è che lo so, però almeno così capisci, Enrico. Sono stufa di ripetertelo. Fabrizio, cosa faccio? Fabrizio, l'unica cosa che posso fare è chiedermi dove ho sbagliato, ma non si fanno queste cose qui in diretta. Io devo andare avanti. Passo al rallentatore questa nostra storia d'amore, piango e resto senza fiato, dove ho sbagliato. Faccio mente locale, se ti ho fatto mai del male, se le ali ti ho mai tappato, dove ho sbagliato. Ti facevo stirare, ti facevo lavare, dico ti ho mai vietato di fare un bucato, dove ho sbagliato. Era tua la letizia di gettar l'immondizia, tua l'immensa emozione, fare il cambio stagione. Che senso avrà questo sole al tramonto se torno a casa e non trovo pronto? Che senso avrà la rugiada al mattino senza mutande dentro al comodino? Che senso avrà quella mia lavatrice senza di lei che ritira le robe e le stende felice? Forse ho sbagliato a comprartelo il bimbi, eri gelosa, ho capito, mi abbambi. Forse ti ho offeso la lavastoviglie, tu con le mani fai più meraviglie. Forse ho sbagliato se non ti ho mai detto che per me c'era un unico oggetto e quello eri te. Signore e signori, Alessia Chelucci! Abbracciami! Come sono andata? Sei stata bravissima, anche se la regia mi ha scritto non ci ha creduto nessuno. Questo non lo sappiamo, adesso mandate messaggi se avete creduto che questa cosa potesse essere vera. Non è solo lì, cioè era semplicemente soltanto per introdurre il brano di Checco Zalone. Ma perché abbiamo voluto cantare Checco Zalone? Perché Spiegalo. Io e lei stiamo preparando una puntata tra un mesetto tutta dedicata alle canzoni e all'arte di uno dei più grandi in questo momento, che si chiama Checco Zalone. Quindi andremo a cantare le sue canzoni, a rivedere pezzi dei suoi film. Però abbiamo detto, facciamo diamo un'anticipazione stasera, Cioè, è stata abbastanza pesante. No, mi è venuta bene, poi io almeno faccio già le prove. Dovesse mai capitare, so che viene abbastanza bene. Io no? immagino mia mamma e mio papà che già stanno bene, sono lì tranquilli sul divano, vedono una scena così. Tutto a posto, adesso provo a chiamarli, vedere se sono ancora lì o hanno cambiato canale. No,
roba, non di più di questo. Ragazzi, mi raccomando, messaggi, fotografie, fatevi sentire, ok? Perché adesso andiamo avanti con la musica. Arriva Vamos. un brano che poi inizia pure in un modo particolare. Comprami! Sei giù perché ti ha lasciato, se per lei sei un uomo sbagliato, se non sei mai stato un artista o non sai cos'è una conquista, se per lei sei stato un amico, se non hai lo sguardo da figo, se non vuoi restare da solo, vieni qui e fatti un regalo, comprami, io sono in vendita e non mi credere, irraggiungibile, ma un po' d'amore un attimo, un uomo semplice, una parola, un gesto, una poesia, mi basta per venir via. Comprami, Viola Valentino! Felicità è una canzone pazza che cantare mi fa, una musica che prende e ballare mi fa. Se non sai da un film a colori portar via le frasi agli attori, se per te il sabato sera non c'è mai una donna sicura, se non hai sulla tua rubrica una che sia più di un'amica, se non sai andare lontano dove non ti porta la mano, comprami, io sono in vendita e non mi credere, irraggiungibile, ma un po' d'amore un attimo, un uomo semplice, una parola, un gesto, una poesia, mi basta per venir via. Comprami! Felicità è una canzone pazza che cantare mi fa, una musica che prende e ballare mi fa. E adesso voglio sentire tutti, tutta Rete 7, insieme a noi, dai, tutti! È una canzone pazza che cantare mi fa, una musica che prende e ballare mi fa. Eccoci qua! Qua. Devo schiacciare 6.000 pulsanti, tornare nella chat insieme alla regia perché l'ho abbandonata un attimo, è ancora lì. È ancora lì, è ancora lì. Fabri, Ciao ci sei? Fabrizio, buon lavoro al nostro Fabrizio in regia che ci sta curando la parte tecnica in corso Reggio Parco. Ricordo che in questa puntata dovrebbe anche arrivare la zia Marta. Ah, sì? Sì, mi ha detto che è stato all'estero, comunque viene perché ha delle cose da dirci, quindi noi l'aspettiamo. Ma ha detto, Speriamo ma ha si garantito ricordi. che verso le 20:40 circa dovrebbe essere qui. Ok, vediamo. Non mi ha mandato la posizione stavolta, però dovrebbe arrivare. arrivare, ok. Alessia, mi hai fatto Sì. sentire un brano nelle prove stupendo. Un pezzo recente appena uscito? No, non è appena uscito, Ah. però magari non è così conosciuto a meno che tu non abbia, non segua la Ferreri. Tra le linee, ma mi ha ricordato anche un brano di Tiziano Ferro. Comunque un pezzo di Giusy Ferreri che si intitola Come un'ora fa. Sei pronta? Pronta. Vamos.
in un concesso più frainteso, un chiodo resta sempre a chiodo anche quando è appeso. Sono stati momenti di labbra e di denti, mari di scuse, mari di intenti. Amore mio, ascolta se mi senti, prometto di non amarti come prima, non consolarti come prima, desiderarti come allora, come un'ora fa, e non odiarmi come ora, non consumarmi come ora. Siamo distanti più di allora, la 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 la. Ma il pezzo è arrivato alla fine, la rosa ha mostrato le spine, dal canto tuo nessuna compassione, prometto. Di non amarti come prima, non consolarti come prima, desiderarti come allora, come un'ora fa, e non odiarmi come ora, non consumarmi come ora. Siamo distanti più di allora, la 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 la. Beh, mi hai fatto scoprire un brano della Ferreri, secondo me il più bello che ha fatto. Sai che non sono proprio uno stimatore Lo so. della Giusy, però questo brano ha veramente un testo e poi l'ha interpretato Ti farò alla grande. cambiare idea su tanti artisti. Mi farai cambiare idea, io sono pronto Sì. a cambiare idea, come sono pronto adesso a lanciare la pubblicità, però volevo capire cosa mi ha scritto il mio manager. Sì. Mi ha scritto: pensa agli ex che guffavano da casa. Allora, ex, avete ancora il mio numero? Ma no, Ah no. Piano, calmi, che mi va anche in Stiamo distorsione quell'impianto. Ok, Pubblicità, torniamo subito. a dopo. Non cambiate canale, scrivete i messaggi. Ok, Punto. basta. La storia di noi due. Enzo Chinazzi. Ma che bello, ma che bello, ma che bello, Calè. Puppo, non puppo. È importante per me averti qui, anche solo un momento per noi. Ricordare che sei stata mia e che presto tornerai. Tu non sai quando parlo di te, dico tutti che sei uguale a me e mi prendono in giro dicendo non ragioni più per lei. Ma la storia di noi due la sappiamo solo noi ed io non voglio raccontarla mai a nessuno. E la storia di noi due, incredibile lo so, pensare che non ci credevo e già ti amo. Guarda, in un suo concerto ha preso una fans, la fa ballare un po' così. Dovrei farlo anch'io. Nel suo piccolo e grande.
canzoni, mia cara Juanita e Pupo, che so belle. Non ha solo gelato al cioccolato su di noi. Questa è bellissima. La storia Niente da obiettare, Enrico. di una notte che Questa già mi piace come balli, tanto. No, l'altro giorno eravamo a cena e mi fa: senti, ma beh, bella, cosa bella, mi piace, ma non ballare. Io non ce la faccio perché mi prendono la storia di noi due. Va bene, di una stanno notte. cenando, abbi pazienza. Ma cosa c'entra che sta cenando? Solo alzarsi anche loro e ballare male come me. Anche Male chi sa come te ce ne ballare. vuole già, Vabbè, adesso non voglio caricare Siamo in vena di troppo. complimenti stasera. Ti do 3 appuntamenti Sì? importanti. Guarda un po' lì Va cosa bene, c'è nella guardiamo. TV. Guarda. c'è? Vi aspetto tutti quanti Sì. a Bagnolo al Color Power Day 31 maggio, 1 giugno e 2 di giugno. Il 31 maggio a Pericena, talent show e DJ Devil. Il 1 giugno c'è la fiera, a pranzo la caccia al tesoro, spettacolo con le farfalle itineranti, la cena, poi il DJ tutti 90. Il 2 giugno c'è la fiera, la mangia cammina, il raduno 500, pranzo spettacolo della Gym Company. Ma attenzione, il 1 giugno saremo anche noi dalle 17 in poi con le telecamere di Rete 7 a riprendere l'evento, quindi tutti a Bagnolo il 31 maggio, 1 e 2 di giugno. Ok ragazzi? Benissimo. A proposito della puntata che andrà in onda venerdì, che sarà uno speciale dedicato a Poirino, abbiamo collaborato insieme. Perché ridi? No, perché ho visto dei pezzettini. Sì, bellissimo. Speciale di Poirino, dove c'è il nostro Cristiano che è andato a intervistare Ivana Spagna. E allora Wow. noi adesso facciamo proprio un suo brano per ricordarvi un po' e darvi appuntamento che venerdì ci sarà la puntata su Poirino. Ho vinto qualche cosa? Cristiano che salutiamo, E mi sveglio al mattino che già penso a te, con la voglia di averti vicino, e ogni volta ti cerco ma al tuo posto c'è, come se
brava, ti ho spostato leggermente perché la Ero regia mi fa fuori campo? Sì, eri su tutte le cupole. Ah, scusate, torno subito. Resta su Rete 7 Ok, gentilmente, va perché bene. se vai troppo in qua È vedi che sono trovi arrivata prima, ciao ragazzi, come com'è? state? Tutto bene? Cosa c'è in onda? No, invece torniamo su Rete 7. Benissimo, siamo di nuovo tutti qua. Sì, lo so, sono un pirla regia, hai ragione. Vabbè, ma si scherza, io Juanita si scherza, altrimenti dopo l'inizio che abbiamo fatto, che molti a casa avranno detto "Ah!" Finalmente! Perché? Non è che finalmente? No. Finalmente i tuoi parenti, magari. Ma Sei dalla mia parte. I miei no. Mister Mandalino! Chi Mandalino? Mandalino. Ah, Mandalino. Mister Mandarino, dimmi tu chi sei, dimmi cosa fai. Mister Mandarino, ma di dove sei, dove te ne vai? Sono venuto da molto lontano, per caso eccomi qua. Io sono l'anima dell'amore che passa e se ne va, e porto sempre con me la voglia di sognare, distese verdi per chi è triste e non sa amare. Mister Mandarino, che sorprese dai quando parli tu. Mister Mandarino, calda estate sai, danno gli occhi tuoi. Un gran paese giallo limone e succo, eccolo qua, l'essenza dolce della primavera, col vento a me se ne andrà. Che bella sta canzone, è dolce, sta canzone è dolce. Sa È di dolce limone. come un mandarino. Limone. È un mandarino. È un mandarino. È un mandarino. Imparerete tutto poco a poco, domani me ne andrò, e se per voi non è soltanto un gioco, gli impianti non lascerò, a molti ancora darò l'azzurro dei miei mari, per non vedere più chi è triste e non sa amare. Tutti, voglio sentire voi. Mister Mandarino, hai nel mondo noi, tu non morirai. Loro. C'è chi aspetta, vai, non fermarti mai. Mister Mandarino, non pensare a noi, tutto è chiaro, vai. Mister Mandarino, c'è chi aspetta, sai, non fermarti mai. Ancora? Dai. Mister Mandarino, fa molto spiaggia hawaiana. Sì, è vero. Io già mi vedevo con una corona di fiori a fare quella roba lì. Come si chiama quella cosa lì dove c'è una bacchetta e tu Si e tu chiama fai il come... limbo, Il che devi limbo. passare sotto Hai senza mai- farla cadere. Hai mai fatto il limbo? Ma io sono campionessa di limbo. Sì, campionessa di limbo. Ha voglia. Sì, immagino. Io Sono le quando 20 devo pagare al casello faccio Sì. così, scendo e sì. passo così l'asta. Al casello. Al casello. Ah, sì, certo, sempre. Immagino. Ricordo che nel terzo tempo mi ha confermato la presenza zia Marta, sta arrivando, ma adesso andiamo avanti con Rock and Roll Robot. Se il mondo ti confonde, non lo capisci più. Se il nulla ti soddisfa, ti annoi sempre più.
Sei questo tipo strano, vedrai ti piacerà. Lui suona la chitarra in una rock and roll band. Ha un cuore di bambino che non si rompe mai. Attacchi la corrente, vedrai ti partirà. Rock and roll robot. Rock and roll robot. Io ti amo, sì, io ti voglio, sì, io ti cerco. Rock and roll robot. Io ti voglio, sì, io ti cerco. Io ti amo. Rock and roll robot. 348 80 40 254, siamo in diretta, scriveteci messaggi. Voglio vederle tanti, ma tanti, ma tanti, ma tanti. Pronti? Rock and roll robot. Rock and roll robot. Io ti voglio, io ti cerco, io ti amo. Rock and roll robot. Io ti voglio, sei, io ti cerco, sei, io ti amo. Rock and roll robot. Rock and roll robot. Rock and roll robot. Robot. È finale, ma hai lasciato da solo nel robot L'altra finale. sera l'abbiamo fatta, mi hai fatto 3 e basta. Vabbè, questa Io ho sera fatto volevo 3 fare il e quarto. basta. Robot, tutti Allora, insieme, tutti Me insieme. lo dici prima, Vai. io faccio anche il quarto. Pubblicità? No. Lanciala, lanciala, dai. Allora, mi raccomando, non andate via, io vado a vedere. Se stacco qui, se schiaccio quel pulsante non si sente più. Rifallo? No, fallo un attimo. No. Dicevo, non andate. Ciao. No, vabbè, la pubblicità. Dovrebbe arrivare la zia Marta tra un po'. Eccoci qua. Pronti per questa terza parte? Sono le 20:43 ed è puntuale, è arrivata dall'estero, signore e signori, la zia Marta! Sì, puntuale, però non hai anche avuto ma- tempo di cambiarmi. Cioè, abbia pazienza. Ma scusi, ma come? Ma se se rende- lei mi avvisasse anche un po' prima, uno si organizza, non è che posso venire così in televisione. Ma come sei vestita, Abbia zia? pazienza. Ma innanzitutto perché è vestita così? Ma come, perché? Vedi che abbasso la musica, se la fa No, ha visto il GP di Monte Carlo? Ah sì, l'ho visto, Gran Premio di Monte Carlo, bellissimo, grandissima Ferrari, grandissimi Leclerc, tutti i meccanici, dobbiamo davvero fare i complimenti. però- Grazie. Ma E che- quindi me li prendo proprio tutti. Ma cosa Grazie, c'entra? grazie. Ma cosa c'entra lei con i complimenti Ma co- alla scuderia Ferrari? Me lo spieghi un attimo? Perché secondo lei avrebbero vinto senza di me? Cioè, ma lei cosa c'entra con i meccanici Ferrari? Io sono il numero 1 del meccanici della Ferrari. Ah, lei si è messa lì a Ma modificare. assolutamente io. Il merito è della zia se ha vinto, intanto glielo dico Ha la modificato Ferrari. il deflettore. Certo. Il deflettore ci ho pensato io perché nessuno c'era arrivato. Allora arrivo là, faccio 2 conti, guardo e c'è del deflettore. È il deflettore. È il deflettore. E mi sembra che abbiamo anche un'immagine. Ma certo, perché se no lei non ci crede mai. Eccomi qua, erano tutti lì ai miei ordini. Abbiamo fatto tutto in una rapida, velocissima cambio e aggiustatona di questo Ma deflettore. l'aspetta, ma E poi, l'aspetta, non ci caspita, credo. sto deflettore, non ho ancora capito. No. Però No. siamo arrivati primi e quello è importante. Non ci crede nessuno, non ci crede nessuno. Comunque è stato un grandissimo Gran Premio. Insomma, finalmente la Ferrari ha vinto. Non so se è presente, ha visto che incidente, che enorme incidente subito dopo la prima curva nella salita? L'ho visto, Mettiti ero vicino. lì. Ma come lei era Ero lì? lì, ancora un po' mi caricano, Ma altro di che l'ho schiena, visto. No, perché mi fa ancora nella parte, ero proprio così che lo guardavo dalle lei ha dagli visto l'incidente? spalti. Sì. Ecco, e sì, poi? mi sono spaventata. Mi sono spaventata parecchio e niente, io pensavo di star lì tranquilla, il mio l'avevo già fatto. Certo, ha messo a insomma, posto che posso e poi? fare tutto io. E niente, non mi chiama lì il mago lì di Monte Carlo. Il mago, il Sì, principe. il principe. Faccio, ma Scusi. C'è stato l'incidente Sì. e il principe di Monte Carlo ha telefonato a zia Marta? Sì, perché lo sbaglio che ho fatto io a dargli il numero. Ah, Cioè, non lo ok. fate perché poi non vi lascia più E tranquilli. cosa l'ha detto? Cosa l'ha detto? Veloce. E
niente, fa zia Marta scenda e qua c'è la scopa, vada a pulire. Come vada a pulire? Cioè, tutti i residui sì, delle residui, macchine? che poi c'era di tutto, di qua e di là, non potevano mica continuare. E Infatti, abbiamo anche qua, guardi che lavoro, scopine paletta. Sì, ma non è, vabbè. E in un attimo l'ho fatto Ma guardi perché che c'erano i tecnici, vabbè, sì, non sì, c'era- uno dormiva, lasci perdere. Comunque. Niente, ho fatto tutto io, mi ha ringraziato, faceva il minimo che poteva fare, ringraziarmi. Comunque è stato un bellissimo Gran Premio, abbiamo visto delle immagini stupende e speriamo che sia davvero una grande rinascita per la scuderia No, di no, lo Maranello, sarà. per Monte Carlo, Lo per sarà la perché mi Ferrari. hanno assunta. Le hanno assunta. Sì, adesso sapendo che io sono in pole position Sì. a livello meccanico della Sì, Ferrari, certo. vedrà che problemi non Va ce ne bene, saranno. va bene, non ce ne saranno più. Mi ha fatto molto piacere, visto che mi sono data da fare, esserci alla premiazione. Ma io l'ho visto tutto Gran Premio, non mi Sì. sono perso un minuto e lei nella premiazione abbia pazienza, ma non l'ho vista. C'era la principessa, Leclerc, eccetera, ma lei non c'era. Ecco, allora, se dorme invece di guardare il Gran Premio, non sono problemi miei. Un Mi hanno pochettino. visto assolutamente tutti. Chi è che non ha dormito durante il Gran Premio ieri? Comunque andiamo a vedere, c'è una foto. Sì, che certo, andiamo a Fabri, vedere per la foto. favore, fammi sta cortesia perché ecco qua. e poi ci siamo abbracciati tutti, insomma, vabbè, certo. un abbraccio proprio che non finiva più. E lo spumante, lo champagne, lo spumante, manetta. la tuta sa ancora di spumante, però Va bene, non ha avuto dai. tempo di cambiarmi. Grazie zia. No, che grazie. Torniamo in studio perché oramai lo devo dire pubblicamente. Io Venga di qua. solito Ven. le mie cose private non sono come io e la Juanita, la no, stordita Juanita che dite tutto in televisione. Io sono abbastanza riservata. Sì, lo so, ci Ecco, mancherebbe. però mi han beccata. Riservata. Mi han beccata. In che senso? E mi ha beccata Con chi? e senta, ma salgo perché sono senza scarpe, non mi vedono È un po'- neanche è un da po' casa. piccolina, eh? Ecco, guarda lì, anche Dove i l'han giornali. beccata? Dove l'han beccata? I giornali ne parlano Ai tutti, giornali, guarda lì, scusi- Fedez, no, vabbè, mano Fedez, nella mano. mano nella mano con una ragazza di Mori, cantante, pubblica una foto, li dei sui social, c'è la zia Marta, vabbè. Eh sì, ho l'ascolti. cercato, quando ho visto che c'erano i paparazzi fuori, Sì. ho cercato di nascondermi. Dietro il divano. Esatto, e però non sono arrivata in tempo, voilà, così adesso lo stato Fedez, amore, scusami, Ma che amore, ma volevo salutiamo tenerlo Fedez. segreto, ma non ce Salutiamo l'ho fatta. Federico, ciao Federico. L'ho visto in giro ma non era lei. Comunque se lei è convinta, per me va benissimo. No, va sono benissimo molto tutto. convinta, oltretutto mi ha anche fatto Fedez mio, mi ha fatto un regalo. Un bel regalo? Sì, e visto che oramai faccio parte del team della Ferrari eccetera, fa, non puoi andare in giro con quella cosa che chiami macchina, e mi ha regalato una macchina. mi ha regalato abbiamo anche qua la foto? Certo, abbiamo anche qua un contributo di una bellissima macchina. E La poi safety car. me ne sono andata via così. No, e- zia Marta, quella è la safety car, è la macchina che entra in pista quando ci sono dei problemi. Cioè, Era la macchina, adesso è nel suo cortile. Ah, nel mio cortile? Sì, non c'è Va- più. va Al bene. massimo se la prendono con lei. signore e signori, la zia Marta! Mi sono mancata, voi tantissimo. Resti qua che andiamo Sì. a leggere un po' di messaggi arrivati Bene. fin qui. Vai Fabri. Leggiamo. Sale su o resta giù? Ma mi sento un po' nana qui, però vabbè, fa lo stesso. Vada, siete sempre affascinanti ascoltarvi. Dani d'Alessandria, Grazie, Dani, grazie. Ciao Enrico, ben ritrovati, bellissima, bravissima Alessia, siete stupendi, un abbraccio grande Stefano, Gabriele e Milli, ciao! Ciao Milli. Ciao Bau. Alessia, sei sempre Alessia per sempre, Lilli da Ronà. Grazie Lili, grazie cara. Grazie Alessia, dovrete grazie Alessia, cioè, Sì, vabbè, glielo dirò, comunichi, certo, ma ci mancherebbe. Ciao Casaperetti, ciao Enrico Beretti, grazie mille a te, la redazione di Rete 7 per gli auguri di buona guarigione che mi avete fatto. Ci mancherebbe. Ciao Alessia Chelucci, sei bellissima e bravissima, complimenti a tutti da Antonio Primicelli di Rivalta. Ciao Antonio Buroni, rimettiti in fretta, poi zia Martina viene a trovarti. Eccola, quindi se ti rimetti poi. Noi ci siamo cascati Vero? con tutte le scarpe, scarponi e scarpette. Viva Casaperetti, Giovanni! Ciao Giovanni. Vedi, hai fatto far star male i nostri No, ascoltatori. beh, è durata poco, dai. Siete sempre bravissimi. Un saluto da Diego e Franco da Torino. Wow! Ciao, quante medaglie. Meglio che la zia, eh? No, meglio che della zia non c'è nessuno. No, Adesso meglio non della zia. esageriamo. Meglio della zia. Va bene, meglio della zia. Grande Chelucci, ciao da Maddalena! Ciao Maddalena, grazie, ciao. Una nuova spettatrice di Casa Peretti, bravissimi come sempre. Baci alla Chelucci da Jolie e Raffi. Amore, grazie.
grazie Che mille, bella! ragazzi. Jolie e Raffi, siete una bella coppia. All'inizio ci sono rimasta, sto cantando con voi, grazie per la compagnia. Ciao da Elena, ciao! Cosa devo andare da Elena a spiegarglielo che era finta. Abbiamo fatto uno scherzetto, ragazzi, uno scherzetto. Guarda un po' lì, un grande saluto amicone Enrico Alessia, saluti dal Ciclone, Andrea. Ciao! Ci fai sentire, parlo di te, ciao! Va bene, la metteremo in programma per le prossime puntate. Grandi Enrico Alessia, vai Agostino Poggio. Ciao, Adesso Agostino, devi appoggio. fare, non appoggio, Ah. Poggio e basta, devi fare un saluto Sì? al figlio di Agostino Poggio. Va bene, volentieri, come si no, chiama? non me lo ricordo, Ecco, però perfetto. saluta il figlio di Agostino Poggio perché è un fan di Alessia Allora, Chelucci. figlio di Agostino Poggio, un bacio grande, ti saluta tanto la tua zietta Marta. Ecca là, ok, Ecca là. perfetto, andiamo avanti. Ciao Ago. Finalmente un programma che mette allegria. Ciao da Alessandro da Taranto e un saluto particolare alla mia Torino, in particolare ai non riesco, indovinate che lavoro Vallettani, svolgo Vallettani. in mezzo al mare, un marinaio. Bellissimo. Un capitano, è Ecco, un capitano, è allora, arrivato un mandaci capitano. il numero che magari Juanita Spediamo, ecco. traspediamo sulla barca. Sì, Vivi. con la zattera e via. Ciao Enrico, ciao Alessia, mi hai rischiato di far venire un infarto a milioni di spettatori con l'addio Enrico. Ciao ciao da Mario da Carmagnola. Ciao Mario! No, resto solo per voi, resto però. Ma perché non è vero? come è Alessia vero. sempre dolce e garbata, delicata come una farfalla, Enrico sempre frizzante. Laila! Ciao Laila! Questa sera mi sono deliziato con voi. Bravi ragazzi, un forte abbraccio vecchio Chelo. Ciao vecchio Chelo. Ciao. È il suo babbo. Sì, perché Si scherzava sì. babbo, Sì, si sì, scherzava. Belli e Sì, bravi, la nostra coppia preferita. Un bacio a tutti, Romy e Ciao Roby. Roby, ciao Roby, bacioni. Wow. Bravissimi attori Enrico Alessia, mia moglie Barbara se l'è bevuta. Barbara, mi dispiace. Barbarella, ci Era dispiace. finto. Ciao Enrico, ciao Alessia, mi stavo preoccupando all'inizio della puntata, ma dovrà mai succedere la vostra divisione perché siete la coppia più bella e più brava del mondo e anche molto simpatici. Continuate sempre così. Grazie di vero cuore, Renata da Piscina. Ciao Renata. Io ce la metto tutta a sopportarlo. Ecco, lo sapevo, cioè, lei che sopporta me. Certo. Volevo solo fare i complimenti a mio cugino, Mister Davide Nicola, che ha salvato per la quinta volta consecutiva una squadra che stava per retrocedere in Serie B. L'Empoli e ben altre 4 squadre diverse come Crotone, Genoa, Torino e Salernitana, più una promozione dalla B e dalla A, il Livorno. Ciro, allora io vorrei davvero che tutti noi in questo punto facessimo un grande applauso a un piemontese doc come Davide Nicola. Ha fatto un'altra delle sue incredibili imprese, quindi ci uniamo al messaggio di Ciro e complimenti Mister Davide Nicola per questo grande campionato, per questa grande impresa. Saluti da Inar che vi segue sempre, bravi. Grazie. Bellissima! Guarda, come si chiama questa bimba meravigliosa? Elnar. Sembra che No, la Elnar. Pelucci stia Si chiama guardando. Elnar. Ciao Elnar. Amore. Un bacione forte, bellissima. Ma quanti siete stasera? Ma che bel lunedì! Grandissimi, vi prego, mettete notte prima degli esami che tra un po' devo fare la maturità, Mister Mandarino! Mamma. Non ce l'abbiamo in programma questa sera, ma vediamo di riuscire a cantarla in questi giorni, Brava Alessia, mi sei molto piaciuta con la canzone Comprami e Mister Mandarino. Mi hai risvegliato tanti ricordi belli e bravi. Patti 60! Ciao Patti, un saluto anche a Medeo. E questi fiori sono tutti per me! Sono per zia Marta. Eccola. Tutto per zia Marta. È lei che mi sopporta. Da Piero Alpino di Gressonei, complimenti voi Enrico, stupende canzoni, viva Casa Peretti, vi mando una foto, le orchidea selvatica di Gressonei. Bellissime. E Gressonei è famosa per le orchidee selvatiche. Adesso lo sappiamo. Tutto selvatico. Ciao, un grandissimo saluto da Mauro e Roberta, da Rivalta. Ciao ragazzi, grazie. Tutto Rivalta. Bravissimi, grazie per la compagnia, lo dice Paolo. Ciao Paolo. Da dove scrivi Paolo? Ciao Enrico e Alessia, oggi non è il 1 aprile, comunque ci avete fatto un bel pesce e sono contento che è solo uno scherzo. Belle canzoni questa sera, saluti Bruno di Rossana. Ciao Bruno di Rossana.
era per introdurre la canzone successiva, forse abbiamo esagerato un po'. Cari amici, cosa vedete? Ciao Alessia, Enrico e Luciano. Ottimo inizio puntata. Comunque Alessia, all'inizio della puntata non credevo che ti pollava, anche perché essendo un sensitivo ho capito che non era vero. Enrico da Collegno. Bravo Enrico, bravo, così si fa. Siete fortissimi, grazie per la compagnia Alessandra, Marco e Sara da Rivoli. Ciao! Ciao Alessandra, ciao Marco, ciao Sara, ciao Rivoli. Ciao, siete fantastici, viva Casa Peiretti, viva zia Marta e Enrica da Rivalta. Non c'è scritto viva zia Marta, Lo vabbè. so, ma anch'io sono un po' sensitiva, Enrica lo stava pensando, è arrivato a me. Siete proprio belli, anche bravi però. Ciao Milla da Cuneo, è tornata a scriverci. Ciao Milla. Ciao Milla, grazie. Irma, come va? Ciao da Elena. Allora, se vediamo un po' cosa riusciamo. Volevamo sapere notizie di Irma. Abbiamo ancora messaggi, Sì. regia? Aspetta, se abbiamo ancora messaggi, altrimenti ci racconta qualcosa di Irma, perché Sì. a casa se lo stanno chiedendo. Sì. Come sta Irma? Vediamo un po', regia. Ne abbiamo ancora 3, dai, finiamoli. Tu, lei resti. Sì, no, io resti collegata. Zia Marta, un mito. Yeah, Eccolo! Grazie. Ancora 2 messaggi e poi ciao Enrico, ciao grande Alessia, siete 2 marziani di bravura e di immensa simpatia. Mi mancherete tantissimo anche solo per un mese, ma arrivederci a tutto lo staff di Rete 7. Miki da Novara. Miki, io voglio davvero, anzi io vorrei fra un mese rivedere i tuoi messaggi, risentire il tuo affetto, risentire il tuo calore. Mi raccomando, in bocca al lupo, siamo tutti vicino a te in questo momento difficile. Dai! Ciao Miki. Ciao, bentornata Alessia con le belle canzoni, anche brava zia Marta, salutissimi da Giacomo e Silvana. Ciao Giacomo, ciao Silvana, ricordati delle mele buone. Come sta Irma? Dov'è Allora, Irma? Irma sta benissimo, è solo che siamo impegnate, infatti sono dovuta tornare anche per lei, perché le spiego, è andata a disboscare un po' di alberi che non si fa, cioè lei non lo fa, no. è andata a vedere come mai lo stavano facendo. Ah, ok, quindi Ed c'era è molto gente che tirava giù gli alberi e lei è molto andata a vedere. preoccupata perché ci sono un sacco di nidi lì sopra. Ecco. E allora adesso non sappiamo dove mettere la passera scopaiola. La passera scopaiola. Sì, la passera scopaiola. Cioè, il grosso problema, lo leggevo anche su televideo stampa e giornali, è la passera scopaiola. Non ha più un nido adesso e noi siamo molto preoccupati se possiamo fare qualcosa per la passera scopaiola. Potete aiutarci? Se c'è qualcuno all'ascolto che può fare qualcosa per la passera scopaiola, ce lo dica. Certo, perché noi siamo molto preoccupati. Ecco, mi da piangere. Signore e signori, ha diretto la puntata Fabrizio in regia, la voce di Alessia Chelucci. Grazie. La zia Marta. Grazie. Grazie a Giuliano, il mio amico, il mio manager per i montaggi di Monte Carlo. Insomma, crediamo davvero di avervi regalato una bella oretta in nostra compagnia. Se vi è piaciuta, ditelo in giro cosa siamo e cosa vi trasmettiamo. Va bene amici a casa? Non mi resta nient'altro di dire. Dove vai? Va via. Non mi resta nient'altro da dire. 21:30, canale 83 Piemonte Più, per rivedere questa puntata verso mezzanotte, forse anche un po' prima, la trovate sul nostro canale YouTube. A tutti quanti una buona serata e continuate con i programmi di Rete 7. Ricordare la replica, l'ho appena fatto. Ciao regia, ciao a tutti, grazie.